Sarà lutto cittadino a Raffadali per i funerali dei due giovanissimi scomparsi a causa del terribile scontro sulla 188. 3 giornate all'Università Core di Enna organizzate dalla Regione Siciliana. Oggi ascoltiamo i candidati al ballottaggio di Porto Empedocle e l'uscente Ida Carmina. Al via l'evento Innovazione varietale e culturale. Benvenuti a TVA Notizie, apertura dedicata alla tragica scomparsa dei 2 ragazzi di Raffadali, una tragedia che ha sconvolto tutti lasciando nel dolore amici e familiari. Sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali. Arturo Cantella. Un ragazzo e una ragazza, entrambi di 17 anni, sono morti in un incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada statale 118, la Corleonese Agrigentina, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Ioppolo Giancazio. Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni 3 giorni fa, e Martina Laimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a un Aprilia 125, che per cause ancora da chiarire ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando della compagnia della città agrigentina. La città è sotto shock, siamo increduli e fortemente scossi per la tragedia che ha devastato la nostra piccola comunità. Nessuno di noi riesce a darsi pace per questa disgrazia. Ci uniamo al dolore e alla disperazione delle famiglie di Gaetano Maragliano e Martina Laimo, 2 ragazzi di 17 anni, nel fiore della loro vita, 2 figli di Raffadali. Così ha detto mentre si trova a Roma il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. I 2 ragazzi stavano tornando da scuola da Agrigento, ha spiegato il primo cittadino. Pioveva anche a dirotto e hanno perso il controllo della moto. Cuffaro, senza alcuna esitazione, ha già deciso: sarà lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati, non si sa ancora quando, i funerali dei 2 adolescenti di Raffadali. È l'unico modo, continua Cuffaro, per stringerci concretamente accanto alle famiglie. Sono persone che conosciamo e stimiamo tutti. Giornate del volontariato siciliano organizzate dalla Regione Siciliana. Si terranno da domani a domenica 17 ottobre a Enna, nell'aula magna dell'Università Core, il servizio di Margherita Trupiano. È tutto pronto per le giornate del volontariato siciliano organizzate dalla Regione, in programma ad Enna dal 15 al 17 ottobre, 3 giorni nell'aula magna dell'Università Core dedicati all'impegno del volontariato nel settore sociosanitario, dell'ambiente e della protezione civile. L'obiettivo è quello di avviare una riflessione, un approfondimento sul ricchissimo mondo delle associazioni che dedicano tempo e risorse alla solidarietà sociale, sociosanitaria, culturale, educativa e promozione ambientale dei diritti civili e della persona. L'apertura dei lavori è in programma venerdì alle 10 con i saluti del presidente dell'Ateneo Cataldo Salerno, del sindaco di Enna, del commissario del Libero Consorzio, del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Miciche, del presidente della regione Nello Musumeci, a seguire l'introduzione dell'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone e la relazione del presidente della commissione sanità dell'Ars Margherita La Rocca Ruvolo. Nel pomeriggio previsto tra gli altri l'intervento dell'assessore alla salute Ruggero Razza. La seconda giornata è dedicata all'ambiente, mentre domenica mattina alle 9:30 al volontariato nelle calamità. Dedicano la loro competenza e passione ogni giorno. Salvaguardano le nostre bellezze naturali e artistiche. Lavorano per il sostegno e l'integrazione. Ci proteggono dalle calamità e nelle emergenze. Centinaia di persone, sempre al nostro fianco. Mi piace aiutare la gente. Per dare un qualcosa al prossimo. Non c'è nulla di più gratificante.
sono i volontari di tutta la Sicilia. Giornate del volontariato siciliano. Dal 15 al 17 ottobre. Enna. Torniamo a parlare di elezioni amministrative in provincia di Agrigento, ascoltando i candidati al ballottaggio di Porto Empedocle e l'uscente Ida Carmina. Siamo con Calogero Martello, ecco, il dopo elezioni si aspettava un voto così, diciamo, importante per la sua persona, considerando che ci sono stati anche 5 candidati, lei è stato quello, diciamo, che ha ottenuto più voti. È un risultato che noi ci aspettavamo, è chiaro che non ci ha dato la possibilità di vincere fin dal primo turno, però siamo fiduciosi, ma è chiaro che c'è tanto bisogno di mettersi a lavorare per questo Paese. Ecco, quale sarà la strategia ora degli apparentamenti? Ancora stiamo aspettando di capire quali sono i risultati definitivi, perché ancora gli uffici stanno per concludere i verbali e quindi vorremmo capire innanzitutto quali sono i dati ufficiali che sono usciti dalle urne. Poi è chiaro che con i nostri compagni di viaggio cominceremo a capire qual è la migliore strategia per questo Paese, non per il candidato Martello ma per la città, perché la città ha bisogno non di un sindaco che vinca a tutti i costi, ma di un sindaco che vinca per governare la città e i cittadini di Porto Empedocle. Un dato eclatante è stato anche il forte astensionismo. Come pensa di catturare il voto degli indecisi e quale sarà il suo appello rivolto a loro non solo ma anche agli altri elettori? Molta gente non è andata a votare, posso anche capirla perché ormai molta gente ha perso fiducia nelle istituzioni e nella politica. Il mio appello è quello di fare in modo di ridare a questa gente che ha deciso di non votare al primo turno, di tornare alle urne e votare Martello, perché vogliamo dare la speranza a questa città. Senta, tra le emergenze quali la priorità secondo lei? Tra le emergenze che questo Paese deve affrontare immediatamente ritengo che ci sia quella della pulizia di questo Paese. È necessario ricostituire la macchina amministrativa che oggi non c'è e che non funziona perché manca il personale e quindi cominceremo dalle più semplici per poi affrontare quelle più complesse. Mary Lucaci, allora, prima eletta a Porto Empedocle, che effetto fa? Voglio ringraziare tutti gli empedoclini che hanno creduto nuovamente in me per la seconda volta eletta e per la seconda volta la prima eletta. Voglio ringraziare tutti, ma soprattutto oggi come oggi è importante concentrarci su questa nuova battaglia, perché tra 15 giorni ci troveremo a eleggere il nostro sindaco che dovrà amministrare la nostra città per 5 anni. Noi crediamo tanto in Calogero Martello, speriamo nella sua elezione, siamo una bella squadra, vogliamo cercare di fare del bene per Porto Empedocle, visto gli ultimi 5 anni terribili in cui mi sono trovata come Presidente del Consiglio. Sono stati degli anni bui, degli anni che non mi hanno permesso di lavorare bene e di creare delle sinergie con l'amministrazione. L'astensionismo anche a Porto Empedocle l'ha fatta da padrone? Sì, rispetto a 5 anni fa dove c'è stato il virus 5 Stelle, questa volta ci siamo trovati con astensionismo e quindi dovete andare a votare perché il sindaco che ci seguirà e ci guiderà per questi 5 anni sarà colui che potrà un attimo riprendere le sorti del nostro Paese. La sua lista con il candidato Martello? Noi per Porto Empedocle, sì, la nostra lista è stata la più votata, abbiamo avuto 3 consiglieri, io sono arrivato terzo, quindi momentaneamente sono dentro, però chiaramente è tutto legato al ballottaggio. Dipende come si svilupperanno eventuali accoppiamenti, ci sono diverse varianti per cui si potrebbe uscire, ne potrebbero entrare altri, ci potremmo rafforzare. Quale potrebbe essere la strategia giusta? Strategia non ce n'è perché poi decidono gli elettori. Chiaramente noi candidati che abbiamo un interesse al nostro candidato ci dobbiamo dare molto da fare. Siamo con Ida Carmina al comune di Porto Empedocle, ecco, lei sarà sindaco ancora a gestire il comune fino alla fase definitiva di queste elezioni e con una sua valutazione di ciò che è stata la preferenza della città, degli abitanti di Porto Empedocle, ma anche verso la sua persona. Quando il popolo sceglie bisogna sempre rispettarne il verdetto. Certamente c'è stato un grande, afflato, tantissime preferenze proprio solo sul mio nome, a prescindere dai partiti. Io penso che forse è stato fatto qualche errore nella campagna elettorale. Forse mi sono troppo dedicata al lavoro
lavoro amministrativo e poco alla politica. Del resto tutti sanno che io non sono un politico di professione, sono una cittadina semplice che si è prestata al servizio della propria città. Se forse ci fosse stato qualche accordo, magari come riuscire a fare qualche lista civica o di coalizione a mio supporto, sicuramente la storia oggi sarebbe diversa. Questo è stato un comune particolare, molto duro da gestire, con poco personale, eccetera, e dovendo scegliere da buona stacanovista quale sono e con molto senso del dovere, non ho tralasciato le cose amministrative, forse avrei dovuto farlo per dare un maggiore supporto alla candidatura. Davvero io devo dire un grazie a tutti quelli che hanno confermato la fiducia a me come persona, ma anche al Movimento 5 Stelle, perché io non ho mai fatto mistero di qualificarmi come esponente, orgogliosamente come esponente del Movimento 5 Stelle. Il mio impegno, al di là della politica, sarà questo. Nel prepolitico non so cosa mi aspetta il futuro, manifesterò sempre questo grande amore che ho per la mia città e non mollerò mai. Ora c'è il ballottaggio? Io uso sempre per ogni decisione confrontarmi con il gruppo. Siamo al governo un po' con tutto l'arco, tranne Fratelli d'Italia, siamo al governo in Italia un po' con tutti, quindi valuteremo il da farsi oggettivamente e sulla base soprattutto dei dati ora percentuali delle liste. Lei è stato l'unico consigliere eletto dagli empedoclini nella lista 5 Stelle. Naturalmente è stato valutato un complessivo, 5 anni di governo che è stato molto limitato per ciò che abbiamo avuto e per quello che abbiamo ereditato, quindi un governo in dissesto, tutte le difficoltà che ci sono state per questi 5 anni. Speriamo chiunque vada a governare questa città la governi in modo responsabile e che sia il sindaco di tutti, perché mi batterò affinché Porto Empedocle possa avere, fin quando il Movimento 5 Stelle è al governo di Roma, tutto ciò che serve per far risollevare il Paese. Ora ci sarà il ballottaggio fra 15 giorni, la vostra posizione quale sarà? Cercheremo di non apparentarci se non è necessario, ma se è necessario valuteremo anche un apparentamento, è tutto da vedere. Interessante evento a Naro presso la tenuta Vitanza su innovazione varietale e culturale. Arturo Cantella. Presentazione oggi del progetto ASPAS Innovazione Varietale e Culturale per la ASPA Agricoltura di Successo, diversi e qualificati gli interventi previsti durante il convegno, tendenti a illustrare le finalità del nuovo modo di coltivazione dell'asparago in via sperimentale per il miglioramento della sostenibilità della pianta. Il progetto è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, dal PSR Sicilia 2014-2022. Ha introdotto i lavori Rosario Marchese Ragona come capofila del progetto, il presidente della Confagricoltura Agrigento. Oggi è una giornata importante per la nostra categoria perché ASPAS, il progetto di cui discuteremo oggi, è il punto di unione fra quello che è stato il nostro pensiero come ordine e come categoria, cioè ripartire insieme in rete con innovazione, con qualità, con sostenibilità ambientale, una progettualità che mette in rilievo quella che è non soltanto l'economia del territorio, ma quelli che sono i principi di uno sviluppo sostenibile e integrato. Oggi l'innovazione a braccetto con quella che è la giusta competenza, e la competenza crea sempre alta qualità, vedremo la realizzazione di un progetto che pone in essere quelli che sono i cardini fondamentali di quella che è l'unione in rete, la sostenibilità ambientale verso un nuovo processo produttivo dove sono coinvolti i soggetti al tessuto più importante, le aziende agricole. Sì, il progetto ASPAS mira a valorizzare, a incrementare la coltivazione dell'asparago, asparago coltivato officinalis, non quello che maggiormente è conosciuto in Sicilia, che è quello selvatico, cioè la cutifolius, e quindi cercare di introdurre innovazioni di processo e di prodotto soprattutto perché c'è una carenza di ibridi, di materiali genetici che siano idonei alla coltivazione in Sicilia, dove questa tipologia di asparago rappresenta una novità, nonostante
ci siano già delle coltivazioni da diversi anni, però mancano dei materiali che siano adatti alla peculiarità delle caratteristiche pedoclimatiche siciliane, e di processo perché si mira a ridurre i costi di coltivazione e l'impatto ambientale della coltura, quindi riducendo il consumo di acqua e di interventi tecnici per la coltivazione dell'asparago. È molto importante perché fa parte. Scusa, un attimo, Rosa, un attimo di silenzio. È molto importante perché fa parte di tutto un programma sull'innovazione e la ricerca in agricoltura. Sono circa 52 progetti, ai quali se ne stanno aggiungendo altri 30. Devo dire una Sicilia che continua non solo a scommettere sull'agricoltura ma anche sull'innovazione e sulla ricerca. Credo che sia un elemento importante, un biglietto di visita in questo contesto di Green Deal e Farm to Fork, che sono linee guida della Commissione europea. L'impresa agricola siciliana continua ad esserci e oggi nella dimostrazione anche con un progetto innovativo come questo sull'asparago. Il progetto ASPAS è un progetto finanziato dall'assessorato agricoltura / Regione Sicilia e quindi Comunità Europea con la misura 16.1. È un progetto che riguarda l'innovazione del prodotto, l'innovazione dei processi produttivi. Ecco, nella nostra iniziativa abbiamo previsto, e devo dirvi che è una grande avventura, la coltivazione di un asparago domestico, di asparagi domestici, perché di fatto abbiamo più cultivar di asparagi, circa 4-5, che abbiamo messo a dimora in areali diversi. Abbiamo un campo sperimentale in provincia di Ragusa, nella fattispecie a Scoglitti, quindi una zona a mare con terreni sabbiosi, con acqua che ha una alta conducibilità. Un altro campo sperimentale l'abbiamo a Naro, quindi siamo a oltre 500 metri dal livello del mare, con terreni diversi, e lo abbiamo messo sotto telo. Ecco, il nostro obiettivo è vedere come si comportano queste specie di asparago domestico, di avviare delle nuove produzioni alternative a quelle dei territori di riferimento, quindi che possa essere delle nuove opportunità per i nostri imprenditori, anche perché ci stiamo accorgendo principalmente quest'anno che le produzioni locali, le produzioni storiche locali stanno soffrendo delle crisi di mercato, quindi potrebbe essere un'occasione per il nostro agricoltore di diversificare quello che fa nelle proprie aziende, di creare fonti di reddito aggiuntive, ci auguriamo, perché oggi in agricoltura non si fa tanto reddito, sempre con un occhio all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, al risparmio idrico, e usando dei prodotti a residuo zero con impatto ambientale zero. È un progetto molto interessante, molto articolato anche sotto il profilo dell'innovazione varietale, delle tecniche economiche innovative che sono finalizzate a, per così dire, aumentare l'efficienza delle risorse, aumentare anche la sostenibilità nella coltivazione appunto di asparago. Sono presi in considerazione svariati aspetti, dicevo appunto l'innovazione varietale, ma anche la lotta agli infestanti, l'irrigazione, e anche è prevista anche una fase di test per quanto riguarda prove di compostaggio sulla qualità del compost, quindi prove finalizzate a promuovere circoli virtuosi di riuso, riutilizzo delle risorse nell'ottica di una economia circolare. Sì, io nell'ambito è uno dei progetti che abbiamo istruito ad Agrigento, molto interessante per quanto riguarda l'innovazione varietale e anche per le innovazioni culturali che riguardano l'asparago, in maniera da consentire la diffusione di questa importante pianta orticola anche nel nostro areale, che può avere un importante sbocco economico. Oggi siamo qui come primo incontro per parlare di un progetto di innovazione culturale, dove noi come Confagricoltura siamo partner di questo progetto, ma principalmente siamo sempre stati storicamente presenti e attenti a tutti i temi dell'innovazione culturale, perché in agricoltura bisogna guardare il mondo agricolo che cammina, non bisogna stare fermi, bisogna andare avanti e seguire tutte le innovazioni sia di carattere culturale, sia di carattere commerciale, sia di carattere dei gusti dei consumatori. E per questo motivo noi oggi iniziamo questo percorso sperando di ottenere dei risultati utili sia per il mondo confagricolо e sia per il mondo agricolo tutto siciliano. Il nucleo radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Agrigento
ha denunciato a piede libero un uomo di Villa Seta per il reato di detenzione, produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata rinvenuta dai militari sul balcone di casa dell'uomo. Protesta domani degli addetti ai trasporti contro il Green Pass, mentre pure i preti boicottano i vaccini. Adesso a bloccare il paese ci penseranno le aziende degli autotrasporti e sarà un grande caos che rischia di bloccare tutto da domani, giorno in cui il Green Pass sarà obbligatorio. Ed è emblematico il titolo del quotidiano La Sicilia sulla situazione che si verrebbe a creare se non dovesse prevalere il buonsenso. Già, il buonsenso, quello che non si riuscirà mai a trovare fino a quando ci saranno persone come il prete di Avellino, Don Antonio, che si ostina a boicottare i vaccini. Un prete Novax, del quale sarebbe interessante ascoltare le omelie per capire cosa racconti ogni giorno ai fedeli che frequentano la sua parrocchia. Un prete che dovrebbe, come gli è stato ricordato, curare le anime e lasciare ai medici il loro compito. E a proposito di Green Pass, lo ritiene inutile il sindaco di Messina. Meglio il vaccino, dice De Luca. Ho detto chiaramente e mi sono vaccinato che il vaccino è indispensabile. Oltre a questo non sono andato perché ancora ho le ferite di quello che è stato la fase del sindaco sceriffo che a tanti piaceva e a tanti non piaceva. Può il sindaco De Luca nuovamente trasformarsi in sceriffo e coprire le vergogne conseguenziali a questo governo? Grazie, ho già dato. Rispetto ai provvedimenti restrittivi che la Regione vorrebbe adottare per quei comuni che non hanno ricevuto il 75% dei target. Quando li applicherà valuteremo la legittimità, perché è ovvio che da questo punto di vista se sono provvedimenti legittimi li subiremo e quindi diventerà anche da questo punto di vista un ragionamento ulteriore che dovrò fare, arrivato a quel punto, a tutti i cittadini, per la serie è inutile che magari la vostra diffidenza nei confronti di Musumeci vi porta a non vaccinarvi, questa è la conseguenza, non possiamo pagare ancora questa situazione, li inviterò ad andare oltre e a vaccinarsi, quindi ci sarà una mia reazione, ci sarà anche una valutazione sotto il profilo giuridico amministrativo per vedere se è legittimo il provvedimento e se legittimo non è lo impugneremo senza discussioni. Sindaco, ma da venerdì come si regolerà il Comune di Messina da quando sarà obbligatorio il Green Pass? E le partecipate? Ma assolutamente, abbiamo già avuto degli incontri, c'è una predisposizione complessiva, c'è il direttore generale che sta definendo gli ultimi dettagli anche con le partecipate e ovviamente saremo conseguenziali a quello che prevede la norma e naturalmente anche qui ci sta ponendo il tema dei servizi essenziali e ovviamente si sta facendo una valutazione di massima per comprendere quali potrebbero essere gli effetti conseguenziali. Certo, eviteremo di farci comunque ricattare o condizionare di chi non è vaccinato e magari pensa che la posizione di non poter essere in servizio, di essere sospeso eccetera eccetera possa far saltare comunque il banco. Il Green Pass io ne ho parlato a maggio dell'anno scorso. Purtroppo abbiamo avuto un governo che non ha deciso, che si è fatto tirare dalla giacca, quindi è un provvedimento oggi inutile perché è in ritardo, attenzione. Oggi sarebbe stato più utile una legge per rendere obbligatorio il vaccino e si chiudeva tutta la polemica, dopodiché ognuno eventualmente si difendeva nelle sedi opportune e si finiva con questa situazione che sta continuando a danneggiare il sistema, sta continuando a creare tensione. Tutto questo perché? Perché non c'è un governo che si vuole pigliare la responsabilità fino in fondo di fare una legge nel bene e nel male e dichiarare obbligatorio il vaccino. Io avrei fatto questo. Una ventina di interessanti progetti presentati al governo Draghi dal Parco Letterario Luigi Pirantello, diretto da Bernardo Barone. Lello Casesa.
Sono più di 20 i progetti, alcuni dei quali esecutivi, presentati al capo del governo Mario Draghi e ai suoi ministri dal Parco Letterario Luigi Pirandello diretto dall'infaticabile Bernardo Barone. Il parco infatti nella qualità di ente regionale sovracomunale ha trasmesso agli uffici nazionali progetti sul Recovery Fund grazie alla collaborazione di un proprio ufficio tecnico composto da ingegneri, agronomi, botanici, paesaggisti tecnici del controllo ambientale. La città teatro permanente è l'elemento di unione tra i comuni di Agrigento, Porto Empedocle e comuni vicinori che vuole essere rappresentata per le potenzialità immateriali, ambientali, risorse naturali ed archeologiche che possiede il nostro territorio. Sono state compilate, ha dichiarato Barone, le schede distribuite dalla Presidenza del Consiglio in modo rigoroso indicando le caratteristiche delle varie proposte progettuali. I progetti presentati fanno parte di un unico pacchetto intitolato La città teatro nell'ambito delle 5 misure previste dalla New Generation EU per un importo previsto di 10 milioni di euro e si distinguono in diversi assi. L'asse rivoluzione verde e transizione ecologica riguardano il Ponte Morandi, inverdimento paesaggistico delle strutture del ponte, piazza Cobaitari, ristrutturazione urbanistica di una piazza significativa del quartiere arabo, Palazzo Agugliaro, ricostruzione per ospitare in modo permanente la biblioteca museo Luigi Pirandello, Parco della Dolorata, risanamento ambientale e impiantistico di un parco urbano con potenzialità ricreative, culturali e turistiche. E poi Villa La Lomia, il Vallone Caos, l'Orto Botanico, Casa Giglia. L'altro asse riguarda le infrastrutture per la mobilità ed include il treno letterario, la ferrovia urbana, i giardini di Piazza Lamalfa con parcheggio pluripiano a copertura ecologica. Un altro asse riguarda l'istruzione, formazione, ricerca e cultura con i tanti progetti che riguardano una scuola di animazione, Emporio delle emozioni, le emozioni Appoggio Meta, Museo delle arti moderne, il Museo delle tradizioni popolari e dell'identità ed infine la città teatro. Si tratta, ha concluso Barone, di idee progettuali che hanno l'obiettivo principale di potenziare e migliorare gli aspetti socio-economici e culturali turistici del nostro territorio. Adotta un bambino l'iniziativa del Lions Club Agrigento Chiaramonte, coinvolto anche il comune di Agrigento. Arturo Cantella. Un service dal tema Adotta un neonato è stato effettuato dal Lions Club Agrigento Chiaramonte, che ha visto la consegna di materiale didattico, penne, colori, quaderni, il tutto contornato dai dolcetti tipici taralli di Racalmuto ai bambini dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Santa Marta ad Agrigento. Nel corso dell'iniziativa anche l'incontro con una donna senegalese prossima a partorire una bambina, a cui il club ne adotterà la nascitura garantendo mensilmente ciò che le necessiterà. All'iniziativa ha partecipato anche il CIF di Favara con le donazioni di quanto necessario ai bambini, rappresentata dal presidente Antonella Monreale, coinvolto anche il comune di Agrigento con la persona dell'assessore alla solidarietà sociale Marco Vullo. Abbiamo il piacere di presentarvi questa sera un bel service che è iniziato il 31 agosto presso la Valle dei Templi. Durante lo spettacolo fatto in collaborazione con l'artista Claudia Rizzo abbiamo raccolto tantissimo materiale didattico per i bambini delle scuole. Questo materiale poi l'abbiamo in qualche modo suddiviso e stasera iniziamo con la consegna della prima parte del relativo materiale, di cui in questa sede abbiamo soltanto un piccolo esempio per tutta questa bella platea che ci sta guardando. La collaborazione continuerà anche successivamente con le altre associazioni presenti sul territorio al fine di poter essere veramente presenti laddove la cittadina di Agrigento necessiti della collaborazione dei Lions. Oggi siamo presso le suore ausiliatrici di Agrigento per distribuire il materiale didattico raccolto ai ragazzi che frequentano il doposcuola. Accanto a questa iniziativa c'è da sottolineare che come club abbiamo anche messo su un'altra iniziativa, quella di, su suggerimento chiaramente delle suore, su richiesta delle suore, di adottare un nascituro. Daremo l'assistenza per tutto l'anno del materiale che necessita al neonato, al nascituro.
Qua abbiamo un po' di materiale, questo dobbiamo ringraziare il CIF di Favara, ha offerto già una prima parte del materiale. Io ringrazio tanto l'AES Club perché ci sono venute sempre incontro nei momenti più difficili e ora sono venuta per dare questo materiale ai bambini che magari non hanno la possibilità di avere tutto. Allora, ora noi questo materiale li diamo man mano che ne hanno di bisogno. Ora facciamo delle cose, ringraziamo tanto perché la provvidenza è grande, veramente. Ringraziamo tanto sia l'associazione, quelle che si sono prodigati per questo, attenzionando i nostri bambini che veramente ne hanno bisogno, sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo iniziare la comunità alloggio per i minori in difficoltà. Abbiamo tutto pronto, mancano solo gli arredi e poi la parte burocratica che stiamo portando a Palermo e vediamo al più presto, speriamo di poter avere questi bambini. Ringrazio i Lions che ci danno l'opportunità e la possibilità di essere presenti in che cosa? In un'iniziativa straordinaria, proprio perché fatta nei confronti di quella fascia della società che a volte diventa debole, che sono i bambini, no? E allora grazie a questa donazione si dà un senso, un obiettivo, quello che attraverso il materiale didattico, attraverso quelle che possono essere momenti di difficoltà per qualche famiglia, poi diventa opportunità. Quindi un'iniziativa di questo tipo è ben accolta sicuramente dal Comune come collaborazione. E ringrazio i Lions per questa iniziativa fatta qui con l'Esore e non solo, perché successivamente una parte di questo materiale verrà donata ad un'altra associazione della città, me lo hanno riferito proprio adesso, che sono i volontari di strada, e quindi a brevissimo comunicheremo anche ai volontari di strada questa bella opportunità e possibilità. Quindi grazie a loro, ma soprattutto grazie al fatto che siamo in una città di solidarietà, una città solidale che sempre e costantemente attraverso queste iniziative va incontro a quelle fasce deboli della società. CIF comunale di Favara, no? E Maria Ghibellini Turco, quando sente qualcuno che ha di bisogno corre, quindi la nostra casa è aperta a tutti, sia quelli di Favara che quelli di Agrigento, e quindi anche stasera noi siamo qua. Grazie a Lions che ci ha invitati e speriamo che il nostro contributo possa veramente dare una mano di aiuto a chi veramente ha di bisogno. Grazie. Grazie a voi. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Fiumi dal sottosuolo e abitazioni evacuate a Vulcano e cresce la paura tra la gente. L'attività vulcanica nell'isola di Vulcano, alle Eolie, comincia a far paura. Nei giorni scorsi il vulcano si era fatto sentire con l'emissione di fumi dai crateri. Nelle scorse ore l'attività sembra essersi intensificata, spingendo le autorità ad evacuare alcune abitazioni. I carabinieri della stazione di Vulcano sono intervenuti in contrada Porto Levante, presso alcune strutture abitative, dove gli occupanti avevano segnalato la presenza di fumi provenienti dal sottosuolo, che in una circostanza avevano perfino cagionato malore ad alcuni animali domestici. I militari hanno precauzionalmente allontanato gli occupanti dalle abitazioni e richiesto l'immediato intervento di personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che all'esito del sopralluogo ha confermato che vi era in atto un fenomeno di degassamento con percentuale di anidride carbonica al di sopra dei valori normali. I carabinieri intervenuti hanno allontanato precauzionalmente gli occupanti, i quali hanno trovato un alloggio sicuro, alcuni presso una struttura ricettiva, altri presso abitazioni di familiari residenti nell'isola. All'inizio di ottobre il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il livello di allerta giallo, stato di attenzione per l'isola di Vulcano, a seguito delle variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevate nelle ultime settimane dall'INGV e dal CNR IREA, per cui sul cratere è visibile un'intensificazione dell'attività di emissione di fumarole ricche di gas a temperature elevate. La situazione è attentamente monitorata dagli enti preposti ed i carabinieri assicurano l'assistenza ed il sostegno alla popolazione. Domani si terrà la prima udienza in Corte d'Assise sull'omicidio di Giulio Regeni. Lelo Casessa.
Si svolgerà domani la prima udienza in Corte di Assise sul sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni. Lo scrive in una nota il presidente della Camera Roberto Fico, affermando: «Se ci voltiamo indietro negli anni e pensiamo alla fatica enorme che ci è voluta per arrivare fin qui, per ricostruire una trama nonostante depistaggi e resistenze di ogni tipo da parte dell'Egitto, comprendiamo quanto importante e carica di significato sia la giornata di domani. Voglio inviare un abbraccio a Paola De Fendi e Claudio Regeni per la loro tenacia e la loro umanità. Restiamo tutti uniti, istituzioni e comunità, per la ricerca di questa verità». Alla vigilia dell'apertura del processo continua il silenzio sul caso osservato dai media egiziani, che hanno preferito glissare sulle informazioni dando pochissimo risalto alla questione. La tesi degli egiziani, radicalmente diversa dalla tesi del governo, era che Regeni fu soltanto monitorato e non rapito e tantomeno ucciso dai servizi segreti egiziani. I giudici italiani dovranno valutare se la sottrazione degli imputati dal procedimento è stata volontaria. In tal senso il processo potrà andare avanti con i 4 in contumacia, altrimenti i giudici potrebbero chiedere una sospensione del procedimento. Nei confronti degli imputati la Procura di Roma contesta i reati di sequestro di persona pluriaggravato ed il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Continueremo a seguire la vicenda con attenzione e interesse per la rilevanza del caso nazionale ed internazionale che ha assunto. Martedì 19 ottobre avrà luogo la seconda fase della demolizione con esplosivo della carreggiata nord del vecchio viadotto Salso sulla statale 640. Già demolite nelle scorse settimane le prime 36 campate. Intanto si è tenuta alla prefettura di Caltanissetta una riunione per regolamentare la circolazione. Lo svincolo di Caltanissetta resterà chiuso per una settimana per la rimozione dei detriti. Per l'esecuzione di lavori stradali a Licata la Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza che disciplina la circolazione in via Marocco, via Egitto, via Dalla Chiesa e corso Umberto, obbligando la ditta esecutrice a predisporre un'adeguata segnaletica. E siamo allo sport, calcio, Akragas Sciacca di Coppa Italia. Ci sono le interviste. Presidente, missione compiuta per l'Akragas che passa il turno in Coppa Italia, una bella vittoria contro lo Sciacca per 2-1 sotto la pioggia battente. Verissimo, una pioggia che ci ha rinfrescati, diciamo, i ragazzi. Sono molto contenta del risultato, ma soprattutto del gruppo che si sta formando. Sono veramente soddisfatta veramente del lavoro che sta facendo il mister, il direttore sportivo, tutta la società, quindi sono estremamente contenta e sono sicura che siamo ancora in un crescendo, quindi andiamo avanti, forza Akragas, e ringrazio sempre i tifosi e le persone che nonostante il tempo oggi erano con noi a tifare la nostra squadra. A piccoli passi l'Akragas sta costruendo la grande stagione, adesso la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ha battuto lo Sciacca anche nel match di ritorno. Sì, abbiamo battuto lo Sciacca, siamo riusciti a passare il turno, andare ai quarti di finale. Come ben sappiamo e sempre detto, lo Sciacca è un'ottima squadra, anche oggi ci ha messo in difficoltà, però questa è la quarta partita o la terza, non mi ricordo che facciamo con loro. Vedo sempre delle belle partite con due squadre che provano a giocare a calcio a viso aperto e cercano di raggiungere entrambe la vittoria. Un'altra grande prestazione dell'Akragas targata Anastasi. Sì, si diceva un mese fa che avevamo bisogno un po' di tempo, che c'erano margini di miglioramento, tutto ciò sta accadendo fortunatamente, vuol dire che il mister e il gruppo squadra stanno lavorando bene. Leonardi anche oggi ha dimostrato tutto il suo grande valore, che giocatore. Leonardi, come dicevo, è un profilo sulla quale puntiamo tantissimo, sicuramente non lo scopro io, il ragazzo viene da un 28 giorni di Covid, gli dobbiamo dare tempo di stare anche meglio fisicamente e vedremo che ci darà una grossa mano d'aiuto. Leonardi decide il derby di Coppa Italia contro lo Sciacca, per te una doppietta, una bella soddisfazione. Sì, grande soddisfazione, è arrivata finalmente la prima rete in maglia bianco-blu
Sono felice di questa doppietta, la dedico a tutto il gruppo, a tutti i miei compagni di squadra, alla mia famiglia, alla mia ragazza e spero di regalarne ancora tanti al nostro pubblico. L'Akragas è bella, è vincente e soprattutto convincente nel gioco. Sì, guarda, siamo andati sotto, abbiamo avuto la forza di rispondere nel miglior modo possibile perché onestamente abbiamo un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori che lottano sempre fino alla fine, fino all'ultimo minuto ed è questo che ci serve fino alla fine del campionato. L'Akragas vince il derby contro lo Sciacca, uno Sciacca comunque battagliero, sempre in partita. Cosa è mancato oggi alla sua squadra per riuscire a portare a casa la qualificazione? Penso che sia mancato solo un episodio favorevole, un episodio positivo, perché siamo passati in vantaggio meritatamente. Gli episodi oggi ci hanno detto male, però la squadra, sono contento perché dopo la sconfitta di domenica ci voleva una prova gagliarda come quella di oggi. Abbiamo giocato secondo me bene, una grande partita maschia che ci fa capire che lo spirito è quello giusto per il campionato. Ci dispiace per il passaggio del turno, voglio dire, perché ci tenevamo, però diciamo che ci siamo ritrovati e speriamo di fare una grande partita domenica a Marsala. Nel doppio confronto tra Akragas e Sciacca cosa ha fatto la differenza per la qualificazione ai quarti di finale? No, secondo me gli episodi. Devo dire che all'andata abbiamo regalato un po' un tempo all'Akragas, era una partita da 0-0, quindi gli episodi ci hanno detto male, due squadre che se la sono giocate alla pari sia all'andata che al ritorno, devo dire che è solo un caso che non siamo passati. Adesso testa il campionato, dopo 6 giornate cosa ha detto finora questo campionato di eccellenza? Ha detto che è molto equilibrato, che tutti possono perdere con tutti. Domenica oltre a noi ha perso in casa il Canicattì, ha perso in casa la Nissa, la Mazzarese, quindi voglio dire tutte le partite vanno giocate al massimo delle nostre potenzialità, possiamo vincere con tutti, ma se non stiamo attenti possiamo anche perderla con tutti. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.